C'è grande preoccupazione tra i lavoratori delle imprese artigiane. Non hanno ancora percepito la cassa integrazione dei mesi di novembre e dicembre 2021 e le 13 settimane di cassa integrazione ordinaria concesse per il biennio 2022-2023 in molte aziende saranno esaurite già nel prossimo aprile. La preoccupazione innanzitutto è che i lavoratori ricevano il pagamento della cassa integrazione nel mese di novembre e dicembre, perché siamo oltre i 120 giorni per ricevere i soldi. Come fanno questi lavoratori per pagare le bollette visti i rincari, come fanno a fare il pieno di gasolio visti i rincari? E un'altra preoccupazione è sicuramente il nuovo accordo sugli ammortizzatori sociali che prevede solo 13 settimane di copertura. La preoccupazione maggiore è che in questo momento non siamo abbastanza veloci per pensare ad un ammortizzatore che vada a coprire nel tempo da qua in poi, almeno fino a fine anno. La cosa che preoccupa il sindacato in generale è che per il biennio 22-23 sono previste solo 13 settimane di cassa integrazione e ci sono aziende e appunto lavoratori che queste 13 settimane le stanno già utilizzando con gennaio, febbraio e marzo. Quindi ad aprile noi abbiamo la paura che tanti lavoratori possono essere addirittura licenziati perché appunto non c'è più la copertura della cassa integrazione. La richiesta è che si pensi alla straordinarietà della situazione e che si adottino contromisure altrettanto straordinarie. Una ipotesi, per esempio, è quella di parificare i lavoratori dell'artigianato a quelli dell'industria, cui in un biennio sono concesse non 13, ma 52 settimane di cassa integrazione.